pomeriggio sul Ponte della Libertà a Venezia un autobus ha preso fuoco grazie alla prontezza dell'autista. I passeggeri a bordo sono stati tratti in salvo. Parla l'autista 46enne del bus, Demis Giacchetto. Sono felice di aver salvato le persone a bordo, dice, erano la mia priorità. Sono 200 le imprese a rischio lungo il litorale veneto e veneziano dopo il no della Corte europea al rinnovo automatico delle concessioni balneari. Approvato a Cafarsetti tra le polemiche il progetto del grattacielo di Viale San Marco a Mestre, pronto il ricorso al TAR dei comitati per un vizio di forma, spiegano. Doveva restare a casa nelle ore notturne in seguito ad una condanna, ha pensato invece di continuare a spacciare. Un quarantenne è stato arrestato dai carabinieri di Portogruaro. Sicurezza in via Piave, dintorni a Mestre. Il report della prefettura parla di un calo consistente dei furti rispetto all'anno precedente. Il prefetto: siamo sulla buona strada. Venice Blue Flag, da oggi anche il comune di Chioggia è tra i firmatari dell'accordo per ridurre l'impatto di emissioni inquinanti delle navi da crociera. TG Venezia, buonasera, ben ritrovati. La paura nel primo pomeriggio sul Ponte della Libertà. Un autobus è andato a fuoco, salvi tutti i passeggeri che erano a bordo, ma sono stati davvero minuti terribili per chi si trovava sul posto. Vediamo le immagini. Il fuoco, lo scoppio, una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. È un venerdì pomeriggio da bollino rosso per la città di Venezia. Poco dopo le 14:30 i vigili del fuoco sono intervenuti sul Ponte della Libertà per l'incendio di un bus TVO che effettua il servizio di collegamento tra l'aeroporto di Treviso e Piazzale Roma e diretto proprio a Venezia. Era partito alle 13:15 da Treviso e dopo una sosta a Mestre in cui sono scesi quasi tutti i passeggeri è ripartito per Venezia con 8 persone a bordo. Il conducente, accortosi che qualcosa non andava, si è fermato facendo scendere tutti appena in tempo. Poi l'esplosione. Lui stesso, con sangue freddo, ha provato a spegnere le fiamme con l'estintore in dotazione, ma ormai divampavano. Ecco, non so cosa che è successo, ha preso fuoco il pullman. Tutti salvi, riuscito a salvare tutti e basta. Disastro. In breve sono giunti da Mestre i vigili del fuoco con un'autopompa, 2 autobotti e 10 operatori che hanno spento le fiamme. È una situazione molto impressionante perché è stato un incendio pesante. I danni alla linea ovviamente sono stati, si è bloccato tutto il sistema. La cosa che ci tengo a dire almeno, insomma, la capacità dell'autista, insomma, sono stati salvati tutti i passeggeri, non c'è nessun ferito, che per noi intanto è l'elemento fondamentale. Abbiamo ovviamente già registrato notevoli danni sulla struttura legata al tram perché hanno preso fuoco sia i cavi che la parte a terra. La linea non verrà ripristinata prima di mercoledì, giovedì e in assenza del tram ci sarà il bus sostitutivo. La viabilità verso Venezia è rimasta bloccata fino allo spegnimento delle fiamme, paralizzando il traffico. Sul posto la Polizia di Stato e quella locale. Non c'è via di fuga, questo è uno degli elementi della grande debolezza del Ponte di Libertà, ma ovviamente non è ciò che conta, insomma, che abbiamo una ciclabilità, una pedonabilità che ci consente anche di salvare il salvabile, e questa è la cosa fondamentale. È evidente, si blocca perché è un elemento di unione tra due realtà, quella che è la terraferma della città di Venezia con il centro storico della città di Venezia, e non c'è scampo, perché ovviamente poi il riflesso è stato anche sulla linea ferroviaria, perché l'incendio era di una grande portata e molto pesante. Un profondo ringraziamento alla nostra polizia locale e alle forze dell'ordine, ma in modo particolare ai vigili del fuoco per il loro pronto intervento. Al vaglio dei tecnici le cause dell'incendio che ha completamente distrutto il mezzo. Sono 200 le imprese a rischio lungo il litorale veneto e veneziano dopo il no della Corte europea al rinnovo automatico delle concessioni balneari. Lungo le spiagge veneziane pesa fortemente la scure della Corte europea con il no al rinnovo automatico delle concessioni balneari, bocciando di fatto il nostro paese.
La sentenza di ieri non ci ha colto impreparati, fondamentalmente ci aspettavamo quello che è accaduto. La Corte di Giustizia europea non ha fatto altro che confermare quello che è l'atteggiamento ormai noto sin dalla prima sentenza del 2016. Ma cosa comporta questa nuova direttiva europea? In estrema sintesi, i rinnovi automatici sono fuori legge e per assegnare le concessioni balneari bisogna fare le gare. Vale a dire che chi fino ad ora vi ha investito a capitale umano ed economico potrebbe anche perdere tutto. Nella nostra regione circa 200 le imprese a rischio. Sì, è corretto, le poche ed uniche concessioni che in qualche modo non saranno oggetto della direttiva Bolkestein sono appunto venete e non lo saranno perché quelle gare, quei percorsi di evidenza pubblica li hanno già intrapresi con successo utilizzando la legge regionale. Ci sono tanti colleghi che invece sono ancora in una situazione diversa, è per questo che si sta correndo ai ripari, come dicevo poc'anzi, utilizzando in quest'ultima finestra la possibilità di questa norma regionale. Da qui a luglio saranno pronti poi i decreti attuativi che sono in fase di scrittura. Sulla questione il dibattito resta aperto. Il tema del capitale umano, delle risorse da impiegare nel comparto turistico è ahimè sempre più un problema centrale nell'agenda di qualsiasi imprenditore della costa. Io ritengo che insomma, in questo momento noi viviamo anche necessariamente una fase di responsabilità anche a livello di interlocuzione politica. Maestre, il grattacielo di Viale San Marco, progetto approvato ieri in Cafarsetti, tra le polemiche contro il quale ora i comitati hanno già pronto il ricorso al TAR. È passato il progetto della torre di Viale San Marco a Mestre, 60 metri, con quanti voti? 17 voti favorevoli, 12 contrari, 17 voti favorevoli sui 25 consiglieri di maggioranza. I voti mancanti della maggioranza perché assenti in Consiglio Comunale e giustificati ufficialmente per motivi di lavoro. All'opposto compatti più che mai i consiglieri di opposizione, fortemente sostenuti dai comitati, annunciano ricorreranno insieme per via giudiziaria al TAR contro il progetto approvato della torre. Spiacente per il sindaco, ma qua si troverà un quartiere abitato da bella gente che non se la mette via, che non... Un conto è se piove, pazienza, ma le cose pianificate a nostro danno, qua la gente non se la mette via. La delibera di approvazione è viziata da un falso. Così giovedì, prima del voto, i consiglieri di opposizione Marco Gasparinetti, gruppo 25 aprile, e Gianfranco Bettinde, Verdi Progressisti, in merito alla questione pregiudiziale, per far ritirare la delibera invece approvata. Trascina con sé l'errore formale anche un riferimento progettuale diverso, come ha ricordato adesso Gasparinetti. La delibera all'opposto dichiarata meritevole non è quella approvata, bensì la precedente, cioè il progetto che comprendeva il campetto da calcio per i bambini, ora sparito. Verrebbe fuori solo una costruzione edilizia e tutto il verde che si potrebbe attrezzare a livello sociale, sportivo, e verrebbe perso. Lo chiamano verde verticale, ma ce l'abbiamo orizzontale, non capisco perché, se c'è già orizzontale vogliono farne verticale. Comitati che si stanno già mobilitando per questo weekend, allo scopo di coinvolgere il più possibile la cittadinanza tutta. In piazza il sabato domani e sabato prossimo per informare la popolazione, anche il centro di Mestre, di come stanno andando le cose, come sono andate e come le proseguiremo. Cronaca: doveva restare a casa nelle ore notturne in seguito ad una condanna, ha pensato invece di continuare a spacciare. Vediamo. Già condannato per un reato simile, un quarantenne di Lugugnana di Portogruaro, di professione operaio, mentre scontava la pena che lo costringeva a rimanere in casa nelle ore notturne, continuava la sua attività di spaccio indisturbatamente. I carabinieri l'hanno tenuto d'occhio, scoprendo che aveva ricominciato proprio con lo smercio di droga e servendosi di alcuni complici, la compagna e amici che provvedevano a effettuare le consegne. L'indagine è partita da alcuni controlli nella frazione portogruarese dopo aver fermato vari consumatori e gli accertamenti successivi hanno portato al quarantenne, che è stato quindi raggiunto sul luogo di lavoro e accompagnato nella sua abitazione.
dove i carabinieri hanno trovato e sequestrato 40 grammi di hashish, vario materiale da confezionamento, bilancini e contanti. Inevitabile l'arresto e per il quarantenne il PM ha disposto i domiciliari. Ancora Mestre, via Piave, buono il report sulla situazione, un calo consistente di furti. Sentiamo che cosa dice il prefetto. Mentre alcuni condomini residenti tra via Piave e via Colmoschina Mestre hanno montato 2 cancelli in ferro per sentirsi più sicuri, il prefetto di Bari, che sabato scorso ha effettuato un sopralluogo nella zona insieme al questore Mascio Pinto, ha confermato numeri alla mano un miglioramento grazie al piano di controlli e i servizi ad alto impatto predisposti dalla questura col contributo delle altre forze di polizia. Confrontando i dati riferiti agli ultimi 45 giorni con quelli dello stesso periodo dell'anno precedente, i furti sono calati del 41%. Quelli aggravati da 32 sono passati a 13, mentre i furti con destrezza si sono più che dimezzati, da 24 a 11. Secondo il report della prefettura sono diminuiti del 33% anche gli scippi e i furti con strappo e del 20% i furti nelle abitazioni. Il prefetto ha però evidenziato un altro aspetto. La percezione della sicurezza da parte della popolazione deve essere una percezione che noi dobbiamo tentare in tutti i casi, in tutti i modi, di sollecitare ad abbassare quell'asticella, e questo lo si fa attraverso i servizi di controllo coordinato del territorio, attraverso una serie di azioni conseguenti a strumenti amministrativi che noi abbiamo e che abbiamo attivato. Cioè tutta una serie di elementi che ci fanno dire ad oggi che siamo sulla buona strada. Si è svolto nel pomeriggio presso il Palazzo Patriarcale un incontro tra il Patriarca e il Presidente della Conferenza Episcopale Triveneto, Monsignor Moraglia, il Prefetto di Bari, in videoconferenza i Vescovi della Diocesi, i Prefetti del Veneto, per fare il punto sulla situazione dell'accoglienza dei migranti in Veneto. I Vescovi hanno ricordato l'impegno e lo sforzo che quotidianamente le Diocesi del Veneto mettono in campo per venire incontro alle esigenze dei migranti. In particolare il Patriarca ha confermato la disponibilità alla collaborazione nelle attività di individuazione di nuove strutture per l'ospitalità temporanea dei migranti. Ci fermiamo per pochi secondi, a tra poco. TG Venezia, ben ritrovati, ripartiamo da Chioggia con l'accordo Venice Blue Flag. Andiamo a vedere che cosa significa. Sono 33 le compagnie crocieristiche di navigazione che questa mattina hanno sottoscritto a Cafarsetti a Venezia il Venice Blue Flag 2023. Si tratta di un accordo non obbligatorio per legge ma firmato su base volontaria che per la prima volta supera l'estensione del Comune di Venezia e si allarga anche alla città di Chioggia. Venezia e Chioggia, i cui porti rientrano nella giurisdizione dell'Autorità del Mare Adriatico settentrionale. L'assessore all'ambiente del Comune di Venezia ha spiegato la valenza dell'operazione. Siamo nel 2023, è dal 2007 che il Venice Blue Flag viene siglato con le autorità portuali e con le compagnie crocieristiche che volontariamente decidono di aderire, e con queste compagnie abbiamo deciso che in laguna si viene in punta di prua. E quindi anche la concentrazione del carburante con la bassa concentrazione di zolfo viene accettata e accolta dalle compagnie crocieristiche per cercare di tenere un equilibrio ambientale molto delicato. La soddisfazione del sindaco di Chioggia e del presidente dell'autorità portuale. Dall'anno scorso siamo partiti con 13 toccate, quest'anno ne abbiamo addirittura 35, quindi era giusto sì pensare alle crociere, questa nuova opportunità di turismo per la nostra città, ma era giusto avere anche uno sguardo rivolto al rispetto dell'ambiente. Lavorare per i prossimi anni non soltanto ad aspetti legati alle emissioni, ma anche ad aspetti legati a come si vive l'esperienza del crocerista all'interno della città di Venezia. Quindi aggiungeremo, lavorando insieme, dei pezzetti che fanno ancora di più dialogare i tempi delle crociere con i tempi della città. Il plauso dell'ammiraglio Perizzari, direttore marittimo del Veneto. Ormai queste misure volte alla riduzione dello zolfo non solo, ma anche all'utilizzo attento di materiali riciclabili al posto della plastica da parte delle navi che scalano a Venezia sono elementi che qualificano l'attenzione per l'ambiente in un posto rilevante e importante come questo, soprattutto in laguna. Fine del
Ramadan, ma andiamo al parco Piraghetto, dove oggi si sono incontrate a Mestre le comunità islamiche per la fine appunto di questo periodo importante per la comunità islamica. La preghiera dell'imam scandisce il ritmo della festa di fine Ramadan. Mestre, Parco Piraghetto, migliaia le persone di fede musulmane provenienti da tutta la provincia di Venezia che si sono date appuntamento già dalle 7 del mattino e fino alle 10:30 circa. Le comunità islamiche, in maggioranza uomini, tra cui molti padri con figli anche piccoli al seguito, riunitisi sul manto erboso protetto dai teli antipioggia, per pregare tutti insieme dopo 29 lunghi giorni di meditazione e purificazione. Nonostante il meteo incerto, oltre 2000 le persone che con i loro vestiti e cappellini tradizionali hanno colorato il parco della città, tutti muniti di tappetino e Corano. Ad organizzare l'evento Prince Haulader, volto noto della città e molto attivo nella vita sociale e comunitaria. Saluta tutti i fratelli musulmani con la tipica espressione persiana Eid Mubarak, che tradotto significa buona festa. Ci fermiamo, era questo per noi l'ultimo servizio, siamo alle previsioni del tempo, dopo di noi TG Treviso. Arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiamalo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. Weekend a due facce sul nostro territorio, sabato con il bel tempo e domenica invece con una lieve instabilità. Vediamo insieme il dettaglio del 22 aprile. Sul Veneto sarà prevalente il sole con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, qualche addensamento specie al pomeriggio ma precipitazioni assenti. Temperature nuovamente in ripresa, minime tra 6 e 9 gradi, massime invece comprese tra i 18 e i 21 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove splenderà il sole con cielo limpido o con qualche annuvolamento, ma in genere innocuo. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime sui 18-21 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà presente qualche nube bassa in dissolvimento poi e sarà prevalentemente soleggiato. Temperature minime intorno agli 8-9 gradi, massime sui 21-22 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo aggiornamento. La tua bolletta continua a salire? Chiamalo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.